Grande chiusura, direi, in qualche modo. Domenica Mondoporco veramente tocca un po' il culmine di tutte le manifestazioni. Innanzitutto si parte già la mattina con un bel approfondimento sul pane. Il pane veramente attualmente si sta, non direi rivalutando, perché il pane è sempre stato nella nostra tavola un elemento essenziale, però grazie alla riscoperta di determinate farine, di determinati elementi e di nuovo il lievito madre che fa appunto da riferimento nella panificazione, sta ritornando un po' il principe delle nostre tavole, e voi gli dedicate giustamente un laboratorio. Esattamente, in collaborazione con Slow Food andremo a fare questo laboratorio sul pane. Come diceva giustamente Luigi, c'è una riscoperta di quello che sono le farine, i grani diversi, la diversità anche nell'andare a creare il pane, e che poi è necessario accompagnamento dei salumi, per cui è molto legato al mondo del maiale. Sarà la domenica mattina dalle 10:30 alle 12:30, sarà attiva già la mostra a mercato dei produttori, dei piccoli produttori locali e dei presidi Slow Food, e continuerà nel pomeriggio con quello che secondo me è il clou di questo festival, che è il processo al maiale. Il processo, appunto, che non è il processo del nostro sindaco, che No, è bravissimo, ma il processo al maiale, di cui tu ovviamente in qualche modo presiderai, poi controllerai questo processo che abbia il giusto, come dire, il giusto antagonista in qualche modo, perché ci sarà il maiale imputato, ma ci saranno anche qualcuno che vorrà salvarlo, no, questo maiale. Io non posso farne parte, perché io non sono super parte, sono assolutamente a favore del maiale, per cui per me è già prosciolto, ma giustamente ci sarà una squadra d'accusa, una squadra di difesa, ci sarà un giudice del Tribunale di Treviso che presiderà questo processo. Sarà un momento simpatico, ma anche un momento di arricchimento culturale, perché le due squadre di accusa e difesa sono molto agguerrite e molto preparate. Sarà dalle 17 alle 19, e per cui sarà un momento interessante. Sarà un momento veramente da seguire con interesse, momenti di simpatia, momenti di approfondimento, perché spesso e volentieri in questo periodo, ma direi in questo periodo un po', in questo decennio abbiamo messo sotto accusa molti alimenti della nostra tradizione perché facevano male per il colesterolo, in realtà poi abbiamo scoperto che sono stati tutti sdoganati, anche il burro in ultimi, ma l'importante è sempre l'uso che si fa e soprattutto controllare la filiera da cui proviene. Questo è un po' il vostro, in qualche modo, principio di questo festival, che in qualche modo vuole rivalutare giustamente, dare la giusta valutazione al maiale, ovviamente però con i controlli che appunto l'ULSS del Veneto e gli altri organismi, a iniziare dalla Coldiretti, portano avanti, no? E anche alla qualità del prodotto e alla varietà di prodotto, per cui è importante è la concezione un po' di slow food del cibo, per cui anche la possibilità di provare tanti piccoli produttori locali che hanno pochi capi e curano molto la produzione dei loro prodotti, è un arricchimento, e anche dà la possibilità di crescere al consumatore, di uscire dalla filiera, dalla logica della grande produzione, e di provare a prezzi accessibili anche prodotti di nicchia e di qualità. Che stimolano di più. Naturalmente la sera, proprio parlando di stimolazione gastrica, parliamo di stinco e di musica, no? Sì, la sera sarà dedicata, abbiamo scherzato, abbiamo chiamata Stinco, perché sarà una serata dedicata allo stinco, su prenotazione chiaramente, e ci sarà anche un momento di spettacolo con una band locale, però molto brava, che si chiama Rise Spettacolo Sextet, e quindi chiuderà la domenica sera. Però io a questo punto aggiungerei anche la chiusura vera e propria, quella del lunedì, diciamo, in cui c'è praticamente la cena di gala, in cui avete voluto abbinare il maiale alla birra. Anche come mai questa scelta? È un abbinamento tra virgolette classico, però viene riletto in questo caso. Abbiamo coinvolto Nino Baggio, che è lo chef della Locanda Baggio di Asolo, uno dei migliori ristoranti della provincia di Treviso, e Tullio Zangrando, che è una delle eminenze della tecnica birraria in Italia, che hanno lavorato insieme alla composizione del menù e alla scelta delle birre. Ci saranno 4 portate con 4 birre abbinate diversamente dall'antipasto al dolce, per cui si avrà la possibilità di andare
a sentire l'abbinamento dei piatti con le birre verranno spiegate naturalmente, sono birre molto particolari e si chiuderà con una serata di alta gastronomia. Ecco, mi è piaciuto veramente raccontarvi questo percorso, questo festival di 5 giornate, ogni giornata con un tema molto interessante, perché è un'occasione per noi consumatori di in qualche modo rileggere un prodotto come il maiale in modo diverso e soprattutto, come diceva il sindaco, andare anche a scoprire quelle che sono le micro eccellenze, che è un po' fa parte un po' del mio DNA, quello di girare, degli itinerari in cui vado a scoprire nel campo del vino, nel campo dell'alimentazione, questi produttori che hanno molto da dirci. Esattamente, io credo tantissimo anch'io nel dar voce ai piccoli produttori e alla varietà di produzione, ed è l'idea di base di questo festival, di non andare a creare un'altra sagra, ma dare la possibilità a chi fosse interessato, anche chi non si fosse mai interessato prima alla gastronomia o al mondo del maiale, di avere una panoramica da un punto di vista anche sociale e gastronomico su questo animale che non a caso viene chiamato Sua Maestà il maiale. Bene, quindi non mi resta altro che darvi appuntamento qui, io e il sindaco vi aspetteremo a iniziare da giovedì 8 novembre fino a lunedì 12 novembre. Bene, alla prossima.